Sas vidas contan su tempus, quintannus, miliannus e ancora. Si stando in sabbia si posa, col sumari, chi murmurat memoria. Nuragues punigos romanos, all'assadu, l'ombra in si strada. Su tempus est un abissu, in oghe, in custu logo incantata. Rossa abbracciata dai subventu, tra il sale e la pietra, una voce antica risuona, fui totto e stento d'oro, Tarros chi non mori mai. In questo secondo episodio della trilogia del Sinis, dopo aver visitato l'area archeologica di Monteprama, ci spostiamo all'area archeologica di Tarros. Sastomos cantanti in silenzio, non si ruina, est una preghiera. Non rimane altro che scendere da questa meravigliosa postazione e andare a visitare l'area. Tarros, una città che è stata costruita a partire dal VII secolo a.C. e che ha visto il succedersi di tutta una serie di popolazioni, i nuragici, i fenici, i cartaginesi, i romani. Infatti qui potremo vedere tutta una serie di costruzioni e di resti che appunto ci parlano delle loro abitudini, terme, reti fognarie, tempietti, ma andiamo a vederli assieme. Alle mie spalle potete vedere il Cardo Maximum, la strada che conduce alla zona del Tophet e alla zona maggiormente nuragica, fra virgolette. Qui, iniziando proprio il percorso che arriva dalla zona biglietteria, si può vedere questa cisterna cartaginese, tipica dei cartaginesi. Dalla cisterna procediamo e vediamo qui sulla mia destra la zona dedicata al centro urbano che si trova appunto sotto all'attuale torre spagnola. Lungo il percorso ci si imbatte in uno dei rami della estesa rete fognaria che è stata appunto costruita dai Romani e che si vede appunto arrivare da monte, sospinta dal maestrale, verso valle. Scendendo verso il mare possiamo vedere qui sulla mia sinistra il foro che presenta una pavimentazione scura che si mantiene tuttora. Subito dopo il foro si può notare uno dei 3 grandi impianti termali, questo è l'impianto termale numero 2, sempre ad opera dei Romani, ed è uno degli impianti termali maggiormente conservato. Alle mie spalle potete notare delle riproduzioni di colonne doriche, su una delle quali è presente un capitello, ma questo è originale dell'epoca.
Alla mia sinistra possiamo notare uno spiazzo su cui è presente un mosaico. Nel contesto di queste abitazioni potete vedere i resti di un tempio sacro cartaginese unico nel panorama del Mediterraneo occidentale. In una zona proprio prospiciente il mare possiamo vedere i resti di altre terme che sono state denominate terme numero 1. Dopo aver visitato la quasi totalità di Tarros, stiamo camminando su questo meraviglioso pavimento che si è mantenuto da 2000 anni ad oggi. Stiamo camminando sul Cardo Maximum, che poi qui diventa Cardo Minimum, e sale verso la parte nuragica. Nurages únicos romanos, all'assadu, l'ombra in si strada. Ad un certo punto il Cardo Maximum devia verso destra e porta verso la zona delle fortificazioni e dei Tofet, è la zona nuragica, fra virgolette. Qui all'angolo troviamo invece il Castellum Acque. S'anima è fatta de mare, de passo lento. Procediamo verso l'alto e andiamo a visitare questa parte. S'anima è fatta de mare, de passo lento e delicias. S'astomos cantando in silenzio, on si ruina, est una preghiera. Custodi de storia, con solo il suo cielo e su bene in sa gloria, restano ferme mentre tutto svanisce, testigas de tempus, che mai non finisce. Tarros abbracciata dai subventu, tra il sale e la pietra, una voce antica risuona, fui tutto e spento d'oro. Tarros che non morit mai, in meso a ruinas, su tempus si posa. Tarros est viva, eterna e maestosa. Siamo giunti al termine di questa meravigliosa visita all'area archeologica di Tarros. Ringraziamo tantissimo ancora la Fondazione Monte Prama che ci ha concesso questa possibilità, e anche al Comune di Cabras. Vi ricordiamo, iscrivetevi ai nostri canali social Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Alla prossima visita, grazie, ciao.